Buongiorno a tutti, innanzitutto ben arrivati soprattutto a chi viene da distante ma anche a chi è arrivato da vicino nonostante questo tempo un po' infame. Grazie anche per l'attesa, così abbiamo fatto anche un tempo ad avere tutti qui. Allora, io procederei rapidamente dando la parola al Presidente, il Professor Francesco Favotto, per un saluto e poi passiamo subito dopo all'illustrazione e al motivo per cui alla fine siete stati anche convocati qui, quindi il piano industriale. Grazie. Grazie Marco Micheli, grazie a voi tutti per essere presenti stamattina. Quello che la banca sta passando in questi giorni con le delibere anche del Consiglio di amministrazione di ieri va letto appunto sempre nella logica di una tappa di un percorso. Riguardo alle opzioni strategiche stiamo procedendo come noto, abbiamo l'opzione aggregazione e fusione con una quotata dentro a trattative che sono in corso con più interlocutori, contemporaneamente abbiamo l'opzione stand alone che prevede appunto aumento di capitale, quotazione in borsa e trasformazione, il tutto legato e funzionale ad ogni passaggio, e sono percorsi che stanno applicandosi come noto. Secondo, si sta intervenendo sul versante della governance e oggi sono particolarmente lieto di presentarvi il nuovo amministratore delegato e direttore generale di Veneto Banca, Cristiano Carlos, che ringrazio per aver accettato l'incarico deliberato ieri dal Consiglio di amministrazione. E anche in questo caso il percorso sta andando nella direzione giusta: Consiglio di amministrazione, amministratore delegato, comitato esecutivo. E sul piano più gestionale ieri è stato approvato il piano industriale 15-20 che appunto rappresenta il percorso applicato, empirico, operativo, su cui la banca assume impegni nei confronti di se stessa e nei confronti dei soci. Sono cioè tre momenti di natura diversa, ma tutti coerenti con l'obiettivo di consolidare dal punto di vista patrimoniale, di consolidare dal punto di vista della governance e di perseguire obiettivi di riordino e di redditività che vi verranno illustrati. Posta questa promessa, darei la parola all'amministratore delegato, direttore generale, che vi introdurrà sul tema. Grazie. Vediamo se con questo che ieri funziona. Sì, facciamo come se fossimo muy importanti. Buongiorno a tutti. Ringrazio il Presidente dell'introduzione e colgo l'occasione anche per ringraziare ufficialmente di quanto mi è stato proposto nella giornata di ieri, ovvero di sommare alla carica già per qualche mese avuta di direttore generale anche quella più strategica e più collegata al Consiglio di amministrazione di appunto amministratore delegato. A me è stato dato il compito dal Consiglio di amministrazione di aiutare il Consiglio stesso a traghettare la banca verso le nuove sfide che il gruppo bancario stesso si pone, gruppo bancario che vorrei ancora una volta sottolineare, ancorché possa apparire forse superfluo, vigilato e regolato dalla Banca Centrale Europea, quindi sotto l'egida dei gruppi italiani che sono considerati strategici per la crescita e per il ritorno allo sviluppo di questo Paese e di questa nazione che ne ha tanto bisogno. Sono lieto di avere accanto a me, oltre al già citato responsabile della comunicazione Marco Micheli, il mio braccio destro, il vice direttore generale vicario Michele Barbisan,
che prego magari di alzare la mano, magari lo conoscono tutti, ma così appare che non vorrei che poi l'altro collega ci fossero degli scambi. Michele Barbisani, che ho trovato qui, quindi come dire, credo che un tratto distintivo di questa banca sia di aver asseverato in maniera molto forte che qui dentro ci sono delle competenze molto alte e ci sono dei manager in grado di gestire anche fasi delicate come quella attuale nella quale ci troviamo e le prossime che si stanno avvicinando. L'altro collega accanto tra me e l'amico Barbisan è il responsabile della pianificazione strategica Stefano Fasolo, il quale ci ha guidato nella costruzione e nella rivisitazione di questo piano industriale, quindi cominciamo a dire che questo si chiama nuovo piano industriale perché evidentemente ha dei connotati di novità, perché 7 mesi fa nessuno poteva né immaginare né prevedere che la banca potesse arrivare ad avere bisogno di 1 miliardo di euro e quindi il 1 miliardo di euro ricompone evidentemente la necessità di una strategia non diversa ma aggiuntiva ma accrescitiva rispetto a quello che si era immaginato a marzo del 2015 e che era stato approvato da questo medesimo Consiglio di amministrazione. Quindi non si tratta di una fase schizofrenica, ma si tratta semplicemente di una asseverazione di necessità che sono arrivate, e queste necessità che sono arrivate sono state trattate, approfondite, gestite e oggi hanno portato ad un lavoro che è durato per tutta l'estate a questo piano industriale 2015-2020 che Veneto Banca, dopo averlo approvato nel Consiglio di amministrazione appunto di ieri, si appresta a presentare alla stampa. Voglio anche dire che con oggi inauguriamo un New Deal nei vostri confronti e quindi inauguriamo una fase di comunicazione che non poteva partire con qualche informazione data a qualcuno, ma con una collegialità di informazioni che spettano ad un paese avanzato come l'Italia e spettano ad un sistema di informazione molto avanzato come quello italiano e che io rispetto profondamente, vi leggo tutti i giorni a ore, anzi gradirei che metteste, quelli che le mettono tardi, che metteste in internet le copie alle 3 di mattina, perché quelli che me le mettono alle 6 è un po' tardi per me, quindi c'è qualcuno che le mette alle 3 di mattina e le anteprime partono a mezzanotte, quindi questa è ovviamente anche una battuta per stemperare, però questo per dirvi quanto rispetto io provi per il vostro lavoro e quanto Veneto Banca abbia bisogno anche di voi per comunicare bene, non soltanto con voi ma con gli stakeholder, con i dipendenti e ovviamente con i soci, sui quali poi mi riserverò dei passaggi successivi. Prego Marco di iniziare il piano industriale. Vi ho voluto guidare, prima delle vostre domande ed osservazioni, vi ho voluto guidare intanto sulla mission che questo piano si dà, quindi se facciamo vedere la slide, che cosa vogliamo tornare ad essere. Quindi qui stiamo parlando non di un ritorno al futuro, ma di una focalizzazione di Veneto Banca. Allora, si soleva dire che le banche popolari, di cui si è tanto parlato e che ovviamente faranno parte per un pezzetto anche di questo piano industriale, visto che c'è una ineluttabile trasformazione verso la società per azioni, noi vogliamo essere una banca commerciale del territorio. Quindi cosa vuol dire una banca commerciale del territorio? Fossimo a Manhattan, io direi che una banca commerciale del territorio deve servire le migliori investment banking degli Stati Uniti. Qui siamo a Montebelluna, siamo nella provincia della Marca Trevigiana, abbiamo vicine province molto operose, una delle quali ha visto la mia nascita, purtroppo non la mia vita, perché poi ho vissuto molto al di fuori della mia città di nascita, che ovviamente
conservo nel cuore, ma ho vissuto più anni a Verona che a Venezia, per essere onesti, e questi territori hanno una matrice che è fatta da tante piccole imprese, da tante piccolissime imprese, da qualche azienda un po' grande o addirittura molto grande, che è stata capace da champion, quindi da campione, di ergersi a livelli nazionali, se non addirittura a livelli internazionali e mondiali, e questi sono gli esempi che noi dobbiamo seguire. Noi siamo stati proiettati in poco tempo da Montebelluna a Francoforte, senza passare per strade intermedie. E questo è un fattore fondamentale, perché per crescere insegniamo ai nostri figli e ai nostri bambini che bisogna anche svilupparsi. Noi abbiamo avuto la necessità di diventare adulti molto presto, e questo diventare adulti molto presto, in qualche modo e in qualche tempo, bisogna anche pagare un po' di dazio. Però siamo coi piedi per terra, banca commerciale del territorio per famiglie ed imprenditori. Perché per famiglie e per imprenditori? Perché gli imprenditori sono imprenditori di aziende e di famiglie, perché poi all'interno dell'azienda si sviluppa il mercato retail, e non per niente nel senso bancario il mercato retail comprende le piccole imprese e comprende anche i cosiddetti individuali, cioè quelli che sono i risparmiatori o coloro che accedono al mercato del credito attraverso il mondo dei mutui. Oggi va molto meno di moda, ma vedrete che tra un po' riandrà di moda, non appena ripartono i consumi, anche il mondo del credito al consumo, che è molto ciclico e quindi funziona molto bene quando ci sono crescite del prodotto interno del 2-3% all'anno, e molto meno bene purtroppo quando invece ci sono delle decrescite del prodotto interno, cosa che l'Italia sta patendo in questi ultimi 7 anni. Una banca tradizionale che investe nei territori di riferimento a sostegno delle imprese e degli imprenditori e delle famiglie. Vi spiego meglio perché non sono slogan, no? Vengo da una lunga esperienza in un'altra grande popolare quotata, come sapete bene, che nei primi tempi della quotazione aveva un po' questo tema che a me è molto caro. La differenza tra prodotto interno lordo e prodotto nazionale lordo si distingue nel fatto che mentre il primo si sviluppa, cresce e viene distribuito all'interno del territorio nazionale, il secondo non viene spesso distribuito all'interno dello stesso territorio che lo procura. E questo è fondamentale perché se io avessi ipoteticamente da SPA il 50% del mio capitale in America e potessi da quel capitale portare a casa dei frutti e dei dividendi, dovrei distribuire quei frutti al di fuori del territorio nazionale. Io auspico che questo accada, ma in misura soltanto diversificativa e non in misura preponderante. Questo è fondamentale, perché io chiederò ai nostri soci attuali e ai nostri soci futuri di essere soci del territorio che io voglio premiare, non soltanto con una banca che vada largamente meglio di come sta andando adesso, ma che vada soprattutto a distribuire le proprie ricchezze al proprio interno e non le distribuisca eccessivamente al di fuori di questi territori. Questo è un tema che in Italia evidentemente non è così caro, cioè nel senso che non è così da tavoli strategici, invece io ci tengo molto e ne faccio un tratto distintivo assieme al mio consiglio di amministrazione. Una banca veloce, in grado di rispondere tempestivamente alle esigenze della clientela. Essere territoriali vuol dire quello, essere nazionali o internazionali, gioco forza, vuol dire che le risposte arrivano dopo. Ci sono sistemi di valutazione che comportano lassi di tempo molto lunghi nei quali purtroppo fatalmente l'operazione tende a sbiadire. Questa è una banca che per primo fattore deve tornare ad intermediare il denaro, quindi lo deve prestare bene e lo deve raccogliere bene. Sembra semplice da dire, in realtà i grandi problemi sono venuti tutti o soprattutto da lì, soprattutto nella prima gamba di quello che ho detto, prestare bene. Non per Veneto Banca, ma per il sistema bancario italiano. Poi vedremo che cosa vuol dire bene. E anche qui sarebbe da aprire una lunga parentesi, ma insomma non tutto oggi. Una banca di qualità, attenta nel fornire un servizio altamente professionale. Istituiremo un sistema interno del controllo della qualità, quindi faremo frequenti sondaggi tra i clienti per capire se stiamo servendo bene la clientela, non come ci aspettiamo noi,
ma come si aspetta la clientela stessa. Questo è fondamentale, perché essere autoreferenziati ed autocentrati porta purtroppo molto spesso a delle deviazioni non previste e non prevedibili. Questo è un piano strategico e quindi ha, come dire, la volontà, ha la, le convinzioni di poter prevedere abbastanza quello che accadrà nei prossimi 5 anni in termini bancari. Poi sul resto ci penserà qualcun altro di ben più alto di noi o di me. Una banca giovane, questo è fondamentale. Io ho già trovato, per la verità, una banca giovane, quindi agisco su leve che questa banca ha già al suo interno. Questa banca negli ultimi anni ha assunto molte persone, ne ha creato i presupposti, e poi la crisi ha fatalmente bloccato questo processo di sviluppo. Lo dobbiamo riprendere immediatamente con un processo formativo ad hoc, con una crescita meritocratica, con dei sentieri di carriera, con una parità di gender che ancora non si appalesa e che si deve appalesare velocemente. Io sono non per la parità dei sessi, perché così è una roba di adesso, ma perché ci credo, e la compresenza all'interno dei team manageriali delle due componenti è fatalmente positiva e quindi accrescitiva per il valore distribuito dagli stessi in condizioni normali, quindi in condizioni non di crescita dei fattori. Una banca affidabile e trasparente. Qui dobbiamo recuperare, lo dico in maniera molto chiara, dobbiamo recuperare due concetti che sono la quintessenza di fare banca. Fare banca non vuol dire prestare il denaro a un certo livello e raccoglierlo ad un altro, vuol dire avere di fronte un cliente che si fida di te, vuol dire un cliente che si affida a te. Allora, questo detto in un momento nel quale siamo vicini a una quotazione, uno dice vabbè, ci vuole anche un po' di coraggio a dirlo. Questa banca deve avere anche il coraggio di dire le cose che forse qualche volta si sussurravano o forse si facevano fatica a dire. Io, credetemi, ho compiuto 38 anni di banca, quindi non sono fresco del mestiere, ne ho viste tante. Quella che sto vedendo è una tosta, evidentemente, ma affrontabile e sicuramente, con tanta buona volontà e tanta fiducia, spero, perché questa non me la posso dare da solo, io ce l'ho, i miei collaboratori la metto a disposizione di tutti, spero di ottenerne il massimo possibile. È solida e sicura, idem come sopra. Una banca è solida e sicura non quando dice di esserlo, ma quando dimostra con i numeri di esserlo, e quindi è un itinere, tanto per essere chiari. Andiamo, grazie Marco, alla parte. Come facciamo per sta mission così importante? Obiettivi e risultati. E qui cominciamo con le prove oftalmiche, perché il livello di visione comincia a diventare sfidante anche per me. Comunque, rivitalizzazione della base di clientela attuale con miglioramento del grado di fidelizzazione. Allora, noi dobbiamo aumentare il numero di clienti e soprattutto chiudere le porte girevoli. Qui i clienti che entrano molto spesso anche escono, quindi abbiamo un numero di clienti stabile, quindi abbiamo anche una discreta attività di sviluppo, ma dobbiamo sensibilmente migliorare quello che è il livello di tenuta dei clienti stessi. Rientra nella pagina precedente, quindi la fidelizzazione. Ovviamente rilancio del brand e della reputazione del brand stesso. Rilanciare un brand non è uno slogan, è un qualche cosa di particolarmente interessante. Credo che ove questo non ci sia, recupererò in tutti i territori italiani di elezioni i nomi di nascita delle banche commerciali, perché la gente si ricorda di quella banca e non riconosce a 500 km di distanza la banca che 5 o 6 anni fa è entrata e ne ha preso il possesso. Prenderla in possesso non vuol dire snaturare il nome commerciale della banca. Questo funziona e chi va nel paese deve sentire due cose: il proprio dialetto, conoscere le persone. Eviterò massimamente giri vorticosi di direttori di filiale, perché dobbiamo creare dei punti fermi
all'interno dell'organizzazione, soprattutto delle filiali. Quindi una volta fatti i cambiamenti, il tempo medio di permanenza di un direttore nella filiale sarà dai 36 ai 40 mesi, quindi 3 anni di tempo, perché deve conoscere il mercato. Poi anche lei o lui dovrà fare carriera e quindi è evidente che non lo possiamo tenere per sempre nello stesso posto. L'ambizione, la crescita è uno dei fenomeni fondamentali per Veneto Banca. Dobbiamo passare attraverso una definizione del nuovo modello organizzativo e distributivo, che vi dirò dopo. Dobbiamo revisionare il processo del credito. Il credito è diventato in Italia, lo state leggendo anche dalle difficoltà che ci sono nella definizione, nella creazione di questa cosiddetta bad bank di Stato, perché la bad bank di Stato purtroppo non può essere creata alle spalle, come sempre, di chi paga le tasse. Quindi o la bad bank si autofinanzia, oppure se qualcuno la finanzia non può essere, no, chi già finanzia lo Stato attraverso le tasse. Quindi si deve trovare una soluzione a questo problema e sinora io questa soluzione non l'ho vista. Auspico che ci sia per un semplice motivo, e questo lo dico non come Veneto Banca ma come appartenente al ceto bancario da quasi 4 decenni. L'Italia è l'unico paese a livello europeo ad avere un livello degli utilizzi bancari, quindi del monte degli impieghi non affidati e quindi accordati, ma utilizzati, che è pari al prodotto interno lordo. In Germania questa percentuale non arriva al 70%, significa che l'altro 30% dell'attivo bancario non finanzia la crescita del prodotto interno lordo, ma finanzia qualche cos'altro. E questo qualche cos'altro sono o i debiti pubblici del paese o di altri paesi, perché un attivo, oppure un altro pezzo dell'attivo sono o partecipazioni o immobili, altro non c'è negli attivi bancari. Quindi, essendo il prodotto interno lordo italiano totalmente finanziato dalle banche, e dato che questo dall'inizio del secolo ha mostrato una decrescita superiore al 15% in termini reali e non in termini nominali, perché nominalmente sembra molto meno, ma in realtà lo è chiaro che questa si è scaricata tutta, completamente tutta, sull'impoverimento della qualità degli attivi bancari. Questa è un'assunzione primaria, cioè se qualcosa si deperisce, non è che fa deperire qualcos'altro, si deperisce esso stesso. Ora, le banche italiane tutte sono di fronte a questo fenomeno enorme, hanno finanziato le aziende, poi possiamo discutere se le hanno finanziate tutte, se ne hanno finanziate una parte, se le hanno finanziate bene o se le hanno finanziate male. Io dico le hanno finanziate, hanno finanziato con ingenti quantitativi di denaro, oggi stanno ancora pagando questo, noi stiamo ancora pagando questo, noi che forse siamo partiti immaginando che la crisi finisse dopo 3 anni e quindi abbiamo sicuramente immaginato male, perché la crisi forse è finita adesso. Se uno, come dire, sabato era presente a Treviso, il professor Salvatore non era esattamente di questo parere, perché prevedeva l'inizio di una nuova crisi americana e, come sapete, io non ci credo, spero di non crederci, non sono un tifoso delle crisi, ascolto, valuto e analizzo, ma insomma il professore ha detto che se parte dopo 7 anni un'altra crisi americana, certo il resto del mondo non può restare a guardare. Noi siamo in una prima lenta ripresa, come state notando, lenta ripresa, lenta vuol dire che è a macchia di leopardo, quindi non c'è dappertutto, non c'è in tutti i settori economici e non c'è in tutte le tipologie aziendali. Sono in ripresa le aziende che durante la depressione hanno avuto il coraggio di rinnovare, di riorganizzarsi e soprattutto di avere un rapporto del fatturato rispetto all'estero più alto rispetto a quelle che sono tutte basate sul mercato domestico. Quindi questo è un tema altissimo sul quale dedicherò una buona parte della parte relativa appunto alle strategie. Focus sul core business e conseguente uscita da mercati non tradizionali. Questa è una frase forte, noi non vogliamo esserci dove non possiamo essere un attore protagonista. Quindi, tanto per essere chiari, razionalizzeremo le banche estere. Razionalizzare non vuol dire ancora chiudere, ma vuol dire analizzare molto attentamente per capire che cosa fare ed in tempi anche molto veloci, e focalizzarci soprattutto sull'Italia
cercando di vendere la banca di intermediazione immobiliare BIM. Ci concentreremo quindi sul settore italiano, nei quali fanno parte Veneto Banca, le società di leasing e di factoring e le altre partecipazioni, e mi piace citare in questo consesso Banca Puglia, che è fondamentale per noi, ha una forte rappresentazione nel territorio pugliese, un territorio ad alta vocazione di raccolta, quindi un territorio molto particolare e molto buono, e quindi è strategico per noi rimanere in quei territori. Rafforzamento della solidità patrimoniale, riduzione del profilo di rischio, ovviamente in ottica di allineamento alle linee guida dello SREP, Single Resolution, e poi cosa c'è? Evaluation Program. Diciamo che noi siamo valutati, abbiamo questa pagella che si chiama SREP. Questa pagella ci viene data annualmente dalla BCE, è una pagella che oggi non ci vede con voti particolarmente alti, evidentemente questo lo sapete tutti. Una banca che ha bisogno di 1 miliardo di capitale non può avere 8 in pagella, è una banca che ovviamente ha il voto che in questo momento la BCE ha voluto dare. Ma lo SREP è una cosa per fortuna dinamica, non è una cosa statica, non è il neo che ti trovi sulla fronte e che ti resta per tutta la vita. Spetta a noi toglierci questo neo attraverso queste operazioni che sono fondamentali, tra cui quella dell'aumento di capitale. Ed ecco il piano a che cosa ci porta. Solidità patrimoniale con livelli di Common Equity Tier 1, che è il capitale primario, il capitale di primo livello, sopra il 13% già dal 2018. Sopra al 13%. Che è un dato altissimo. Soddisfacente e sostenibile redditività, questo non è un piano sparato, cioè non aspettate di ritrovare un piano dalla Terra a Marte o dalla Terra alla Luna, è un piano coi piedi per terra, che però vede un piccolo ritorno all'utile nel 2016, quindi non centinaia di milioni, ma qualche 10-15 milioni di euro, ma un ritorno al segno positivo nel 2016, e un ritorno sul capitale tangibile attorno al 7%. Quindi in arco piano noi remunereremo il capitale investito attorno al 7%, all'ordo ovviamente dei dividendi che auspicabilmente possiamo provare a tornare a distribuire non prima però del 2018, non prima del 2018. Elevati livelli di efficienza, noi vogliamo essere una banca snella, veloce, per esserlo dobbiamo togliere tutte quelle che sono le incrostazioni del cost income ed avere un cost income vicino alla metà, cioè ogni 50 euro generati di ricavi, i costi fissi per sostenere questi ricavi non devono superare la metà, 50%. Maggiore qualità degli asset, intendo dei crediti, intendo degli impieghi, con riduzione dei non performing loans, quindi dei crediti dubbi, che sono incagli, che sono sofferenze, sotto al 20% al 2020. Noi chiuderemo il 2015 con un dato vicino al 27%, che è un dato molto alto a livello nazionale ed è un dato che ci deve vedere tutti impegnati per un miglioramento che non può essere subito fatto, perché dobbiamo utilizzare il capitale anche per la crescita, ma deve essere uno dei motivi per cui noi lavoriamo nei prossimi mesi e auspicabilmente, se ci daranno la fiducia, nei prossimi anni, o lasceremo in eredità a coloro che verranno dopo di noi una legacy diversa da quella attuale. Stabilità finanziaria, sapete che questa è fondamentale, gli indicatori di liquidità devono essere tenuti a bada, non possiamo avere qui sono due, poi li vedrete, uno si chiama LCR, che è il Liquidity Coverage Ratio, e un altro si chiama NSFR, che è la liquidità strutturale, che non ha ancora un obbligo di tenuta ma ce l'avrà tra qualche mese, e questa LCR, se sta attorno al 100%, è un livello che consente di avere una certa tranquillità. Sappiate che la liquidità è un termine di misurazione per lo SREP, quindi non è una fisima, non è un qualche cosa di più, non è un fiorellino all'occhiello, è fondamentale come la qualità del credito, come il ritorno sugli asset, come la stessa liquidità e come ovviamente il re di tutti quanti i parametri, che è il capitale, ma anche la redditività dello stesso. Direi di girare pagina, Marco, per favore.
quella precedente, ne è saltata una, vai, eccola. Quindi noi abbiamo questi risultati, abbiamo messo i risultati a 3 e a 5 anni per farvi vedere anche la progressione, un utile netto che alla fine del quinquennio si deve posizionare a 240 milioni di euro, quindi una banca profittevole, senza volpindarci, passando per un 160 milioni del 2018. Un ritorno sul capitale tra il 5 e il 7% in arco piano, come vi dicevo prima, un livello del totale dei crediti dubbi rispetto al totale dei crediti, che scende dal 27 di quest'anno al 24 e poi al 20, e questo grazie all'incremento dei livelli di copertura. Noi abbiamo chiuso la semestrale con un livello di copertura basso, seppure in completa linea con la policy aziendale, quindi in linea, ma non in linea con le aspettative del mercato e soprattutto in linea con la BCE. La BCE ha definito il 2016 l'anno del credito, l'anno dei rafforzamenti sul mondo del credito, sia lato coperture sia lato NPL. Quindi noi prevediamo una copertura sui crediti dubbi del 40% nel 2018, arrivando già nel 2016 attorno al 37% e del 43% nel 2020. Quindi un livello congruo per far scendere poi gli NPL attraverso la vendita di questi, perché gli NPL non scendono perché muoiono da soli. Non possono morire da soli gli NPL in una nazione come l'Italia, dove i tribunali ci mettono 10 anni per guardare una pratica di contenzioso. Questo è clamorosamente inefficiente per banche italiane che sono alle prese con un quantitativo di NPL altissimo. Quindi chiediamo a tutti, come sabato scorso, un aiuto per uscire dalla crisi. Non chiediamo un aiuto di Stato, chiediamo un aiuto dello Stato, che è diverso con le nostre forze, che è tutta un'altra cosa. Un Common Equity Tier 1 che dal 14 arriva addirittura al 16% nel 2020, quindi best practice europee, e ci, come dire, immaginiamo di distribuire anche un dividendo attorno ai 50 milioni dei 160 nel 2018 e attorno ai 70 milioni nel 2020 di 240. Come vedete non vi sfuggirà che è circa il 30% del risultato dell'utile netto. Non è una ricetta del dottore. Se ce ne facessero distribuire anche il 50%, quel 16% di common equity si sposterebbe di un punto e scenderebbe al 15%. Quindi volentieri possiamo andare a straordinariamente immaginare di dare una mano a coloro che hanno creduto in noi, anche soffrendo, cioè i soci, e andando a distribuire maggiori dividendi proprio per rispetto a coloro i quali hanno in questo momento purtroppo in mano un problema, ed è un problema serio e grosso. Andiamo avanti. Su che cosa facciamo leva? Ovviamente non possiamo che far leva sull'attività bancaria in generale, quindi posizioniamo, o meglio, confermiamo un posizionamento della rete distributiva in zone geografiche attraenti e con buone quote di mercato. Il Veneto è la Baviera, è il Baden-Württemberg dell'Italia, è il paese che esprime la maggior crescita di prodotto interno lordo quando va bene e la minor decrescita del prodotto interno lordo quando va male, esprime i minori tassi di disoccupazione, esprime i maggiori tassi di innovazione, esprime i maggiori tassi di crescita anche in termini di capitali intellettuali. Quindi non dobbiamo nasconderci dietro un dito, siamo nel miglior territorio d'Italia e dobbiamo sfruttare questo vantaggio competitivo. Non siamo solo qui, ma è evidente che la nostra propagine verso ovest arriva comunque in misura forte a Verona, a Brescia, a Bergamo e a Milano, che non sono seconde a nessuno, che rappresentano le prime confindustrie d'Italia, che rappresentano il backbone, quindi rappresentano la spina dorsale di quella che è il vero motore del paese. Abbiamo una regione, che è quella marchigiana, che comunque presenta segnali di innovazione, di crescita importanti e alla quale andremo ad affidarci per un recupero di credibilità. Ho già parlato di Banca Apulia. C'è un nord-ovest che fa un po' più fatica, ma sul quale puntiamo comunque molto. Quindi i nostri territori di elezione ce li teniamo belli cari. Dobbiamo cambiare il modello distributivo.
Il modello distributivo è desueto ed è un modello distributivo che non è più in linea con le richieste dei clienti e non è più in linea nemmeno con un concetto organizzativo e di efficienza e di efficacia del modello distributivo moderno. Ne cito una: nell'innovazione non si può non immaginare una presenza sempre più forte della tecnologia, del fatto di avvicinare i clienti attraverso sistemi non tradizionali, della solita telefonata, vieni a trovarmi che ti racconto qualche cosa. Quindi l'utilizzo integrato della tecnologia, che da domani presenteremo attraverso il vice direttore Barbisani in maniera molto compiuta, in maniera molto attenta a tutti i nostri colleghi, perché vi informo che da domani parte un roadshow interno in cui incontrerò tutti i colleghi di Veneto Banca, quindi io spero di vederne 6.000, in realtà poi sapete che le percentuali fatalmente non sono mai del 100%, però non è per i direttori, per i dirigenti. Io non devo parlare di dirigenti, ci parlo tutti i giorni di dirigenti. La mia squadra manageriale è una squadra quotidiana, non è che ci parliamo al telefono una volta alla settimana, ci parliamo de visu nel mio ufficio tutti i giorni. Io voglio parlare ai cassieri, voglio parlare ai gestori, voglio parlare alle gestrici, voglio parlare a tutti coloro che aspettano da me qualche notizia e cercherò di darla nella misura più chiara, più limpida, più semplice e anche più frequente possibile. Non parlo una volta all'anno a reti unificate perché non sono il Presidente della Repubblica, sono il capitano in campo di una squadra, non sono nemmeno l'allenatore, sono il capitano in campo, voglio sudare quanto e come i miei uomini e le mie donne. Quindi devo fare un processo di razionalizzazione della rete già avviato, con possibilità di ulteriori azioni su aree meno performanti. Non mi sto nascondendo dietro le parole, poi vedete i numeri, perché vi do i numeri. Spero con tutto questo che, come dire, no, il merito creditizio di Veneto Banca nei confronti del resto del mercato migliori, nel senso che oggi Veneto Banca, voi per effetto di quello che è accaduto nel 2015, l'effetto dei rating, noi non siamo, come dire, per il mercato un datore o un prenditore di fiducia tra i principali in Italia, e quindi questo si riflette nel costo della raccolta che pago. Io con un recupero della fiducia e un recupero della credibilità, e lavorerò a livello internazionale per il recupero dei rating e ovviamente lavorerò a livello di mercato, perché essendo quotato in borsa avrò stabilmente una funzione di investor relation che mi porterà nei mercati internazionali a raccontare che cosa sto facendo e quindi a farmi mettere sotto giudizio. Voi sapete meglio di me perché seguite anche le quotate, a farmi mettere sotto giudizio da coloro che coprono con delle, ovviamente con delle analisi mensili tutti gli accadimenti di una banca e quindi poi all'interno di questa copertura esprimono un giudizio che può essere buy, può essere hold o può essere purtroppo anche sell. In questo momento, se Veneto Banca dovesse essere coperta da giudizi, i sell sono maggiori dei buy e sicuramente anche degli hold. E quindi il miglioramento del costo della raccolta è strutturalmente un vantaggio che io mi porto a casa all'interno del bilancio. No, è come se improvvisamente un imprenditore del legno trovasse la stessa materia prima, cioè il legno, ad un prezzo minore e a pari qualità. A parità di processo produttivo ne trae vantaggio tutta la catena del valore. Quali sono i punti ulteriori? Un leverage ratio inferiore alla media del settore, non c'è dubbio. Infatti alla fine di quest'anno io porto già questo livello al 35%, quindi mi adeguo alla parte media del settore, non ancora alla parte migliore che è quella del 40%. Perché? Perché ho bisogno di utilizzare il capitale in più forme e una di queste forme è la crescita. E ho ottenuto l'autorizzazione a farlo perché questo piano industriale è stato approvato dal Consiglio, ma è stato più volte guardato. Voi sapete che la BCE non ti dice se va bene il piano industriale, però te lo guarda e ti dice è coerente con i tuoi obiettivi, ed è una dichiarazione di merito fondamentale ed importante. Ho un'elevata incidenza del portafoglio crediti secured sul totale degli impieghi. Lo traduco: rispetto ai competitori il livello delle garanzie reali, cioè delle garanzie reali all'interno delle ipoteche che stanno sottostanti ai crediti non performanti, sono vicini al 60% degli stessi. Quindi
fatto un credito che io non posso più pretendere, questo credito è supportato da una garanzia reale che ne copre addirittura il 60%. E dice, dov'è il problema? Il problema è che io questa garanzia non la posso escutere, perché se vado a vendere oggi un immobile o un capannone non incasso quello per cui immagino di aver coperto, ma con i tempi di oggi incasso molto meno. Allora che cosa devo creare? Devo creare una nuova unità che porti a fattor comune la gestione degli immobili, non come immobiliare, ma porti a gestione degli immobili strumentali ai crediti che ho e li renda coerenti col valore del credito stesso. Un'attività che mi porterà via i prossimi 2 anni e che non faccio fare, e siamo tra i primi in Italia a farlo, al mondo dei crediti. Lo faccio fare al mondo dei rischi, perché questi sono rischi. Quindi introduco un tema anglosassone, non voluto dalla Banca Centrale Europea, ma voluto dal sottoscritto ed approvato dal Consiglio di amministrazione del piano industriale, di mettere questa non core unit, quindi questa unità che mi segue le sofferenze, dato che questo è un rischio per la banca, e quindi se lo è per la banca è per i suoi soci, è per i suoi dipendenti ed è per i suoi territori, e questo rischio deve essere gestito in maniera diversa dal credito ordinario, e lo metto all'interno del CRO, cioè del mondo del Chief Risk Officer, che è un mondo finanziario, matematico, statistico, che usa i modelli predittivi per portarli poi direttamente nella realtà. Ovviamente, dato che la banca è fatta anche di tecnologia, ma è fatta soprattutto, per fortuna, di uomini e di donne, all'interno di questa non core unit metteremo delle persone particolarmente adatte e brave a capire se quell'immobile possa essere escluso dal credito non performante, portando valore al credito stesso. Quindi il credito diventerebbe un credito che non ha più sottostante una garanzia reale, e quindi che ha sottostante però un credito stesso che è diminuito per effetto di quanto ho portato a casa dalla vendita della garanzia stessa. Quindi diventa un credito netto invece di un credito lordo. Scusate se intanto vado nella technicality, eventualmente posso dopo dilungarmi su questo. Però siccome è un aspetto distintivo del piano era opportuno dirlo. Ho maturato negli anni un gap importante rispetto ai competitori italiani sul margine da servizi. Allora, i ricavi di una banca, i ricavi sono il fatturato della banca. Il fatturato di una banca è fatto sostanzialmente di 2 voci a livello commerciale: il margine di interesse, cioè la differenza tra quanto porto a casa sugli impieghi e quanto spendo sulla raccolta, e il margine a servizi, che è la sommatoria di tutti i servizi ancillari che presto o ai clienti corporate nella loro attività di azienda o ai clienti privati che mi affidano i loro risparmi e che quindi attraverso di me fanno le loro operazioni di investimento. Noi abbiamo un gap nei confronti del resto del mondo, delle principali banche italiane. Il piano industriale ha forze e competenze per coprirlo. Prego. Linee strategiche, questa è la parte principale. Allora, qui vi ho semplicemente messo, la prima slide, è la terza pagina del grande libro del piano industriale, perché qui ci sono le linee guida di Veneto Banca, scritta credo in maniera molto chiara. Il piano è stato sviluppato assumendo uno scenario stand alone, quindi questo è un piano per stare da soli, il che non significa che non andremo con qualcuno, ma su questo piano troverete ambizioni, progetti, prospettive e processi per Veneto Banca da sola. Quindi alla domanda se Veneto Banca ce la può fare da sola, la risposta è sì, Veneto Banca ce la può fare da sola. È chiaro che abbiamo, come ha detto il professor Favotto, anche un altro scopo, che è quello di una fusione, però come ho detto a qualcuno sabato a margine di un'industria Treviso, non è che noi che siamo un po' più deboli degli altri non ci fondiamo con nessuno. Qui a me pare che nessuno si fonda con qualcuno. Quindi in Italia fondersi è un processo facilissimo da raccontare, difficilissimo da portare a casa, e ve lo dice uno che di fusioni ne ha fatte almeno 5 con l'altro cappello, tra cui Loghi e Novara, che non furono particolarmente semplici da portare a casa, più tutte quelle che non sapete perché sono abortite prima di nascere. Allora, il piano è stato sviluppato assumendo uno scenario stand alone e ha come obiettivo fondamentale che cosa? La definizione di una strategia industriale che consenta al gruppo di tornare ad essere protagonista della crescita economica, sociale, culturale, anche culturale. Noi continueremo a dare, ovviamente in maniera oculata e ben data, non ben data nel senso cieca, ma ben data
staccato a tutte quelle iniziative culturali di crescita che il territorio ci dovesse presentare. Questo è fondamentale, perché una banca non vive da sola nella torre d'avorio di via Feltrina Sud 250, ma vive in un territorio, in più territori, e tutto quello che il territorio dà deve essere restituito in qualche modo, generando nuovo valore per gli azionisti, valorizzando il grande capitale umano di cui dispone. Ci tengo, il capitale umano l'ho voluto inserire anche nella declaratoria del piano industriale, non è succedaneo o secondario, è primario. A tal fine il piano si colloca al servizio di un ampio e complesso progetto, come ha detto prima bene il Presidente, che prevede in un tempo molto concentrato, vi ho scritto anche entro quando, entro la primavera del 2016, quindi alla domanda quando, entro la primavera del 2016, che è vero che è una stagione lunga, ma fatalmente il 21 giugno del 2016 finisce, no? Perché c'è il solstizio d'estate, quindi entro quella data la trasformazione in società per azioni, la quotazione in borsa e soprattutto un adeguato aumento di capitale. Il rafforzamento patrimoniale del gruppo, però, rappresenta l'elemento centrale e portante del piano, cioè non avreste letto la prima riga, il piano è stato sviluppato assumendo un scenario stand-alone, se non potessimo portare a casa 1 miliardo di euro. Da soli, senza il miliardo di euro, non stiamo in piedi. Spero che questo sia chiaro. Il rafforzamento patrimoniale del gruppo rappresenta l'elemento centrale e portante del piano e costituisce condizione essenziale per la sua realizzazione. E dato che è essenziale, come la si può portare a casa? Attraverso l'accesso al mercato borsistico italiano, che è una vetrina per gli investitori locali, domestici e mondiali. Non andiamo in borsa per altri motivi, andiamo in borsa perché 1 miliardo ce lo può dare solo il mercato e nessun altro. Un mercato fatto bene, un mercato preparato nel quale faremo un marketing su tutto quello che vogliamo fare. Noi abbiamo 1 miliardo da fare, abbiamo affidato a Banca IMI questo grande mandato di pregaranzia. Questo grande mandato di pregaranzia è stato firmato perché Banca IMI, che ovviamente ha visto il piano industriale prima di voi, evidentemente, come BCE, ha guardato e ha detto va bene, vi diamo un affidavit, ma gli affidavit evidentemente non sono dati da degli scellerati che improvvisamente prendono scommesse. Queste scommesse sono tutte scommesse che hanno un paracadute, che si chiama ritornare indietro dei propri soldi e anche con qualche evidentemente guadagno, che è pagare il rischio industriale di chi si prende questa responsabilità in tempi antecedenti di almeno 6 mesi la data dell'operazione, perché vi ricordate che la pregaranzia è stata data nel mese di settembre. Io immagino, signore giornaliste e signori giornalisti, che l'aumento di capitale si faccia comunque nel mese di aprile 2016, così vi ho anche quantificato nella mia testa che cosa intendo per primavera 2016. Il piano, e quindi io voglio provare a convincere, non sono certo di riuscirci, voglio provare a convincere gli investitori locali che hanno già investito tanto in questa banca a investire ancora un po', perché evidentemente quel tanto che hanno investito e che fatalmente varrà di meno, ma non per effetto che il prezzo di una volta era sbagliato, ma per effetto che da una volta, cioè da marzo a oggi, si è palesato questo 1 miliardo di euro, si sono palesate determinate situazioni che evidentemente non potevano fare di Veneto Banca una fotografia e io me la guardo quanto bello ero 20 anni fa, quanto giovane ero, ma quanto sono adesso, e quindi cercare di subito affrontare i problemi e di metterli sul tappeto. Domestici, l'ho detto prima, io tengo molto che ci siano investitori italiani, grossi e meno grossi, finanziari e meno finanziari. Andremo a parlare, per la verità stiamo già parlando con tutti, perché questa è un'operazione che non può essere portata in borsa in un giorno si fa. Questa è un'operazione che prevede una fase preparatoria accurata, attenta, dinamica, anche che ascolta le critiche, anche che accetta tutto quello che il mercato ti deve dire.
ma è chiaro che una banca che va in borsa e una banca che è vigilata dalla Banca Centrale Europea nel suo azionariato da società per azioni non può non avere anche investitori mondiali. Mi aspetto di avere long term investors, non speculatori, non hedge fund, ci saranno anche quelli, ma io mi attendo di avere quegli investitori a lungo termine, tanto cari all'economia di crescita, quindi il contrario della bolla speculativa della New Economy dell'inizio degli anni 2000, che portò poi all'ingresso di questi grandi investitori, dove ancora una volta il paese amico degli Stati Uniti rappresenta la quintessenza, ci sono fondi pensione delle grandi associazioni di professionisti, non soltanto le vedove scozzesi che andavano di moda qualche anno fa, e che sappiate che le vedove scozzesi hanno un patrimonio che è pari al prodotto interno lordo italiano, tanto per dire di che cosa stiamo parlando. Non diciamo le vedove scozzesi per parlare di un qualcosa di piccolo, qualcosa di enorme, ma questi grandi fondi, quando investono in una storia di crescita e non in una storia di speculazione. Veneto Banca non potrà mai, con questi presupposti, essere una storia di speculazione. Auspicabilmente deve essere una storia di ricrescita e di crescita, e questo noi vogliamo fare attraverso questo piano industriale. È chiaro, come ha detto il Presidente al suo esordio, che il piano, mirando a ottimizzare il posizionamento del gruppo, risulta anche coerente con opzioni strategiche alternative che il mercato dovesse offrire. Che cos'è questa frase sibillina? Significa che qui dentro sono espresse tutte le sinergie, perché un'operazione di fusione si fa perché si deve creare valore. Questo lo dicono tutti, poi forse bisognerebbe anche spiegare che cosa vuol dire creare valore. Creare valore vuol dire che la somma tra due cose non può essere la somma algebrica delle due, perché non ha creato valore, le ha semplicemente congiunte. Creare valore vuol dire che la somma delle due crea un valore maggiore. Ora in Italia le strutture operative delle banche creano massimamente valore nelle riduzioni dei costi, perché a creare sinergie sui ricavi è difficilissimo, perché il mondo dei ricavi del sistema bancario italiano è un mondo risicato, è un mondo anoressico, è un mondo piccino ed è un mondo molto rischioso. Quindi è il mondo dei costi e quindi delle concentrazioni. Però io non credo, non sono un assertore che creare valore significhi passare attraverso fenomeni di macelleria sociale. E sono avverso a questa cosa, perché sono sicuramente un manager di banca, ma sono un padre di famiglia e vivo come voi la realtà di tutti i giorni. Quindi mai e poi mai questa banca, sin tanto che ci sarò io e questo consiglio di amministrazione che è compatto con me nel dire questo, si presterà ad operazioni di macelleria sociale. Quindi rifiuterà e rifiuta qualsiasi tipo di operazione che sembra accrescitiva e che in realtà lascia sul campo qualche cosa di spiacevole. Noi non ci stiamo, noi non faremo mai una cosa del genere. Dentro questo piano ci sono comunque degli aspetti sinergici molto importanti, e quindi chi si appalesa a leggere questo piano, nel leggere il proprio piano, trova all'interno delle fonti di sinergie molto importanti e anche molto definite, e quindi è per questo che il piano si presterebbe anche ad un'operazione sinergica, perché è una carta d'identità e dice: ah vabbè, tu hai queste caratteristiche, io ho queste altre, fatte assieme possiamo, è chiaro che io non dico potremmo, perché sennò vuol dire che non abbiamo mai parlato con nessuno, noi stiamo parlando con tutti, evidentemente, ascoltiamo tutti, però ci stiamo presentando con il nostro piano stand alone. Non abbiamo bisogno di fare con nessuno al momento. È chiaro che ci piacerebbe farlo, è chiaro che forse sarebbe la strada auspicata ed auspicabile, accelereremmo determinati processi invece che in un arco piano di 5 anni in un minor tempo. Questa è la motivazione per cui ancora non abbiamo, come dire, mollato la presa sulla ricerca di un partner che possa essere, che possa essere attratto da quello che Veneto Banca può dare. Però questo è il piano stand alone. Prego Marco. Abbiamo poi i numeri che vi dicevo, e i numeri che vi dicevo sono sostanzialmente questi.
sono una ripetizione di quanto vi ho detto, un margine di interesse che, come vi ho detto, cresce solo del 2,9%. Avendo io un capitale da chiedere al mercato, non posso utilizzare tutti, cioè il capitale si usa per fare impieghi. Allora, se io uso il capitale per fare impieghi, non sistemo il credito. Io devo fare un'azione come si faceva sulla vecchia 500, tacco e punta, no? Faccio le doppiette, nel senso proprio tecnico, e quindi il mio margine di interesse non può crescere molto, cresce meno degli altri, ma gli altri hanno il capitale per crescere. Io quando ce l'avrò, crescerò. Ora mi devo concentrare su altre cose. E mi concentro quindi su che cosa? Su una crescita robusta del margine servizi. Come vi ho detto, le commissioni su cui siamo sotto devono crescere il 9%. I costi operativi, dice, ma come? Nel vecchio piano scendevi del 7% e qui scendi solo del 4,9%. È perché abbiamo fatto un'operazione coraggiosa, a mio avviso, che è dentro a questo numero, e abbiamo deciso di investire nell'interno di questa riga 40 milioni di euro per i giovani, per la tecnologia, per la crescita, perché la banca comunque possa definirsi non arrivata al traguardo morta, ma arrivata al traguardo viva. Quindi noi, in un'epoca di vacche magrissime, investiamo 40 milioni di euro, se no quel 7% sarebbe stato ovviamente un numero addirittura superiore, perché comunque sui tagli dei costi è evidente che non possiamo fare a meno di ragionare. Come vedete, gli impieghi sostanzialmente non crescono, è un meno 0,7 annualizzato, la raccolta diretta scenderà del 2%, ma perché ci approvvigioneremo anche attraverso i mercati internazionali, e la raccolta totale invece salirà del 3,5%, perché deve salire la componente di raccolta indiretta e al suo interno la componente di raccolta gestita. Vi ho già detto che è nostra intenzione vendere VIM, e quindi rafforzeremo molto il comparto dei privati nel segmento affluent, nel segmento private banking, anche con le assunzioni che fanno parte di quei 40 milioni di investimenti, e nel segmento del mass market, cioè dei piccoli risparmiatori che hanno dei risparmi di dimensioni piccole, ma comunque per noi molto importanti. Ne deriva che i cosiddetti KPIs, cioè i Key Performance Indicators, porteranno un cost income attorno al 56%, che si porterà al 50% nel 19-20, quando si sarà maturata tutta la prima fase, cioè quella della pulizia e della crescita. Non chiedetemi se ho finito di pulire, non ho finito di pulire, ma la pulizia non è soltanto pulizia di quello che c'è. Oggi voi vedete un dato che è una somma di dati, cioè quanto io metto nel mondo dei crediti, ma se io voglio crescere con le coperture, è chiaro che quelle coperture fanno parte del mondo dei crediti, quindi non sto pulendo, sto irrobustendo oltre che pulendo. Quindi la crescita dei miei accantonamenti sui crediti continuerà almeno per il 2016 e il 2017, perché devo arrivare al 40% di coperture. Spero di esservi stato chiaro su questo punto di vista. Tant'è che porteremo un costo del credito addirittura a 60 punti base. Dice, ma è un sogno? No, signore e signori, non è un sogno. Io vi ricordo che bisogna guardare almeno l'ultimo quindicennio di come è andata l'Italia dal punto di vista bancario. Nel 2007 e nel 2008, quando i bilanci chiudevano con un return sull'equity vicino al 20%, il costo del credito era tra i 30 e i 35 basis point. Qui stiamo ancora ipotizzando il doppio del momento magico, non la metà del momento magico. Stiamo ancora ipotizzando il doppio, perché le scorie di quel portafoglio si porteranno avanti almeno per un altri 5-6 anni. Vi ho già detto del return sull'equity, al 18 il 5,2, il 7% nel 2020 che vi ho proiettato prima, e il common equity al 13,6 nel 2018, con già dentro il payout del 30%, e come avete visto prima quasi il 16%, 15,8% nel 2020, che diventa il 15% se distribuiamo i dividendi. Vado veloce sulle azioni. Rilancio dei ricavi, revisione strutturale dell'assetto distributivo e del modello di business, modello di servizio dedicato per le aziende non adeguatamente servite.
Oggi noi clamorosamente non stiamo seguendo bene, servendo bene le piccole aziende. Quindi qui dobbiamo fare dei miglioramenti clamorosi. Per farlo dobbiamo rivisitare completamente i portafogli, non dei loro crediti, dei nostri colleghi, i quali i portafogli dei nostri colleghi devono essere pieni di aziende che devono essere visitate. Allora non si giudica un'azienda dal bilancio che questa azienda manda, si giudica un'azienda da almeno 3 o 4 visite all'anno. Io voglio vedere nel periodo di massima produzione, nel periodo di minima produzione, come sta andando il magazzino di quell'azienda, devo valutare il mondo dei crediti di quell'azienda, i fornitori, i clienti, tutto quello che riguarda quell'azienda. Le piccole aziende per noi sono quelle che sviluppano fatturati fino a 5 milioni di euro. È tanta roba per il nord-est, veramente tanta roba. Sulla struttura del rischio di credito, un efficientamento della modalità di governo, ve l'avevo già accennata prima, con la creazione della non-core unit. Devo sensibilmente migliorare il mio aspetto organizzativo. Noi sapete che lavoriamo dal punto di vista dell'information technology in una società consortile con l'altra banca non quotata che è SEC, non la banca non quotata ma la società è SEC. Noi non siamo contenti di questa attività. Noi abbiamo preteso, assieme all'altra banca, che questa società si modernizzi, che fornisca servizi all'altezza. Questa società in questo momento è under revision, quindi è sotto revisione di un piano industriale importante affidato ad un primario advisor mondiale, e quindi ci aspettiamo delle risultanze importanti. Noi siamo soci, ci investiamo, ma vogliamo dei servizi che siano in linea con le ambizioni che questo piano industriale ha. Nel frattempo siamo andati avanti anche negli ultimi anni con la creazione, attraverso il nostro Chief Operating Officer Ingegner Momola, con una creazione di un sistema parallelo di appunto data warehousing, nel quale abbiamo raccolto buona parte dei nostri dati, perché vogliamo anche essere protetti nel caso in cui ci siano degli accadimenti estremi, perché sapete che perdere i dati per una banca è drammatico. Cioè noi viviamo delle nostre anagrafiche, non è che viviamo della fisicità del pane o dell'acqua, noi viviamo di dati e di numeri, quindi se ci spariscono quelli abbiamo un po' qualche problema poi a recuperare. Ulteriori azioni di contenimento costi, razionalizzazione delle reti estere, ve l'ho detto, significa venderle? Non lo so, può anche darsi che la fine dell'analisi comporti che andremo verso qualche idea di disposal, quindi di cessione. Non siamo al momento ad un'analisi tale da poter prendere questa decisione del piano industriale. Il piano industriale è aperto ad una soluzione in ogni caso di ritorno, in qualche modo, ad avere anche quelle entità redditizie. Cessione di BIM, ci stiamo lavorando, li sapete, questo è un altro capitolo, il 30 settembre se ne è chiuso uno, se ne sta riaprendo un altro che vorremmo al più presto chiudere anche quello. Vi ricordo che la cessione di BIM non dipende solo da Veneto Banca, ma è un'operazione che è ovviamente sottoposta allo scrutinio della vigilanza internazionale. Quindi noi proporremo un'operazione assieme all'eventuale shortlist o a chi si appaleserà, tale per cui ci possa essere un auspicio che l'operazione venga accettata. Una gestione proattiva del portafoglio partecipazioni, anche qui è un termine lato. Quelle che saranno non produttive le cederemo e quelle che saranno produttive ce le terremo. Noi abbiamo già ceduto, come sapete, quest'anno IPB e la quota dell'Istituto Centrale delle Banche Popolari, che non è ancora compresa nei numeri, e quindi vedremo appalesarsi per la fine dell'anno. Sulle altre ci ragioniamo. Rimane strategica BAP. Sull'adeguamento alla nuova architettura di vigilanza europea abbiamo individuato le attività prioritarie definite, come vi dicevo prima, dallo SREP. Vengo ai ricavi, eccoli qua. Strutturiamo la rete secondo un modello hub and spoke, quindi non siamo i primi a farlo, approfittiamo degli errori degli altri o delle incertezze degli altri per creare un modello hub and spoke non a Big Bang. Quindi andremo a cascata, cominceremo con i territori che sono più proattivi a ricevere l'hub and spoke. Hub and spoke vuol dire filiale madre e filiali figlie. Hub and spoke non esiste se ha una filiale madre e una sola filiale figlia, quindi il monofiglio non funziona per questo modello, funziona un modello tri o quadrifase.
con 3 o 4 agenzie che stiano attaccate e che non siano distanti più di 10 km dalla filiale madre, perché sennò questo non funziona. Quindi questo hub and spoke partirà da subito e è in mano il progetto ovviamente al vice direttore generale e ovviamente alle strutture organizzative e partirà da subito. Chiudiamo altre 60 filiali, quindi le filiali 130. 130 è un numero coerente, molte di queste sono dei piccoli punti di vendita, quindi non troverete mai chiusa la grande filiale. Filiale è un senso lato, quindi chiudiamo delle piccole agenzie, dei piccoli punti di vendita dove troveremo un'agenzia vicina, una filiale vicina, anche in hub and spoke, che sappia fare egregiamente quello che la filiale faceva. Vi ricordo che le prime 30 filiali dell'altro piano sono in chiusura al 31 di questo mese, quindi perfettamente in linea con le previsioni di piano. Potenziamento dell'offerta sul risparmio gestito e sulla banca assurance per clienti privati e small business. Non esistono soltanto le assicurazioni sulla vita, esistono le assicurazioni sui danni, sulle protezioni, eccetera, eccetera, sulle quali dobbiamo sviluppare un business molto importante. E consolidamento della piattaforma di internet banking e mobile, della quale siamo piuttosto soddisfatti. Abbiamo appena lanciato l'app che funziona molto bene. Voi sapete, e non so se lo sapete, se non lo sapete ve lo dico io, uno dei tanti problemi delle banche italiane è che le banche italiane fanno una tremenda fatica ad attrarre clienti giovani. I clienti che le banche attraggono sono clienti âgés, quindi che sono già o imprenditori o lavoratori dipendenti, ma i giovani fanno molta fatica ad avvicinarsi alla banca. Perché? O perché la famiglia lo aiuta direttamente, quindi la famiglia fa da banca per il giovane, in tutti i sensi, gli presta i soldi quando ne ha bisogno, oppure se devi investire dice dammeli qua a me che ci penso io, che tanto poi tra 5 anni te li faccio rivedere, speriamo. L'ambizione di Veneto Banca è quella, attraverso l'internet banking e il mobile, di avere un maggior accesso al mondo dei giovani, che è un mondo che non è un mondo privo di valore. Pensiamo alle migliaia di studenti universitari che gravitano nelle grandi università di Padova e di Venezia e alle loro succursali, pensiamo alle scuole, pensiamo a tutti i clienti, anche giovani, delle tesorerie che hanno da appoggiare le utility, cioè le bollette. Questo è un mondo del retail che porta a casa tanta fidelizzazione. A me, quando sono entrato in banca nel 1978, purtroppo mi hanno insegnato, purtroppo nel senso che tanti anni fa, mi hanno insegnato che una delle cose principali per cui un cliente restava o non restava era fargli firmare gli ordini permanenti sulle bollette di luce, acqua, gas e telefono, perché il solo spostarle da una banca all'altra convinceva il cliente a non fare lo spostamento, perché era una complicazione. Oggi c'è internet e ci si sposta con un click, quindi questa è una mancanza di fidelizzazione. Noi dobbiamo fidelizzare attraverso una banca che sia multitasking, che attraverso il mobile consenta, con i social network, con l'accesso al conto, con l'accesso al deposito titoli, con l'accesso alle queries, di fare tutta una serie di attività che si possono fare tranquillamente dal proprio posto dove si è seduti o dove si sta andando. Come miglioriamo il rischio di credito? Con un nuovo modello di valutazione, fondamentale, con l'applicazione della credit agility, vuol dire sì o no in pochissimi giorni, sì o no, anche il no. Noi qui sì, quando sono da dare li diamo subito perché così siamo bravi, e i no non li diamo mai perché sono difficili da dare. Io voglio che il no sia dato nello stesso giorno in cui viene dato il sì, una volta analizzato il merito creditizio, e il no deve essere molto più motivato del sì, perché mentre un sì non si motiva perché è sì, quando uno ti dice di sì sei contento, quando uno ti dice di no deve anche capire perché gli stiamo dicendo di no. È una crescita per chi ottiene il no, perché se assieme al no gli dai anche un modo perché diventi sì, allora diventi banca. Se gli dai un no per fermarti al no, allora non sei una banca, sei semplicemente un risponditore di no. Un utilizzo di modello della cosiddetta early detection e potenziamento del delinquency management. Questo è fondamentale perché noi dobbiamo prevenire, lo diceva anche la pubblicità del Mentadent, perché prevenire è meglio che curare. Noi nella cura siamo, come dire, abbiamo tanti medici che curano, abbiamo una fase diagnostica da migliorare, quindi noi nella diagnosi precoce
del credito che sta andando male, dobbiamo portarci a casa, e stiamo facendolo immediatamente, dei sistemi di precognizione che siano adatti ed adeguati ai tempi, e non sono sistemi diagnostici e di precognizione che terremo all'interno dei nostri uffici, ma sono sistemi di precognizione che racconteremo ai clienti, in modo che loro sappiano qual è la nostra diagnosi, poi possono crederci o possono fare a meno di fare. E creazione della non core unit, vi ho già detto. Pagina successiva. Sulla macchina operativa una riduzione della base dei costi delle altre spese amministrative, una semplificazione e un efficientamento della struttura organizzativa, esternalizziamo attività di back office. Vedete che parte di queste cose erano già nel vecchio piano, quindi non è un piano ex novo, molte parti sono semplicemente delle riprese del vecchio piano che nel frattempo è andato avanti, e investimenti a supporto dello sviluppo, quelli che vi ho detto prima e che mi piacciono molto, i famosi 40 milioni di euro. E le azioni straordinarie che invece contraddistinguono questo piano rispetto al precedente sono l'aumento di capitale di 1 miliardo, invece qui è uguale a prima, la cessione della partecipazione di maggioranza di banche intermobiliari c'era anche nel precedente, la razionalizzazione di istituti esteri, ci andiamo più a fondo, e l'incorporazione di Apulia Pronto Prestito, che è una società veicolo importante in Banca Apulia in ottica di ottimizzazione del capitale e delle risorse contenute dentro la stessa società. Il punto 5, che sembra un maquillage, invece è fondamentale. Dobbiamo fare un assessment con l'individuazione delle aree di miglioramento, identificando 80 possibili interventi. Questo ci chiede lo SREP. Noi abbiamo 80 voti sui quali dobbiamo largamente migliorare. Dovete immaginare che l'evoluzione copernicana c'è stata in banca negli ultimi 2 anni, un incremento esponenziale delle risorse dedicate ai rischi, dedicate alla compliance e dedicate all'audit, elementi che prima non erano distintivi e che oggi invece sono massimamente distintivi, anche per prendere un voto dalla sufficienza in su per quanto riguarda appunto lo SREP. E un avvio, e su questo abbiamo all'interno dei 40 milioni 12 milioni e mezzo di interventi, quindi non vale poco. Dei 40 addirittura il 30% degli interventi sono su questa cosa, che è tantissimo. Infine l'avvio all'interno di questi 80 di 29 interventi prioritari. Andiamo a vedere la spesa. Qui vi abbiamo dato disclosure di quello che vogliamo fare. Rinegoziamo ulteriormente i canoni di affitto, cercando di risparmiare 300.000 euro. Uno dice, vabbè, all'interno da 1 miliardo cosa vale? Tutto vale, perché alla fine vedete che sono 8 milioni. Razionalizzazione delle spese di information technology 1 milioncino, vigilanza e trasporti 300.000 euro, la nuova policy del fleet management, nel leggere i giornali leggo anche questa, stiamo facendo un'operazione di riduzione delle macchine aziendali in misura molto drastica, il che non significa che una volta che le abbiamo decise le portiamo tutte dal carrozziere e le distruggiamo. Sono macchine buone, quindi hanno il loro tempo di ammortamento, devono vivere per il tempo in cui vivono, ma nel frattempo è stato cessato il contratto con l'utilizzatore e man mano che finiscono le macchine diminuiscono. Quindi non è un tutto subito, è tutto appena si può. L'importante è prendere le decisioni e prendere le azioni conseguenti alle decisioni. Poi la loro espressione avviene in tempi leggermente più dilatati, quindi non sto a dirvi che domani mattina tutte le macchine che c'erano fino a ieri non ci saranno più, ce ne saranno molto meno costose, di livello inferiore sicuramente, con un risparmio di 1.700.000 euro. Razionalizziamo i costi delle spese per consulenza. Uno dice, ma cosa ve ne fate di tutte queste consulenze? Beh, io posso dirvi però, gentile signore e signori, che non essendo abituato a raccontare una cosa per un'altra, io faccio fatica ad immaginare che trasformarsi in SPA, il diritto di recesso, i rimborsi non siano cose che sono al di fuori. Cioè, io non sono un tutologo, sono uno che spera di poter fare la banca. Se mi definisco anche un bravissimo legale, un bravissimo giurista, un grande penalista, un grande commercialista, io sono un grande illuso, forse sono un grande pazzo. Quindi noi abbiamo bisogno, nel tempo in cui noi ci approntiamo
a diventare un'altra cosa, abbiamo bisogno delle consulenze. Le consulenze sono state già razionalizzate, le autorizzazioni alle consulenze sono tutte sotto la mia diretta responsabilità. È chiaro che in questo momento noi abbiamo l'advisor finanziario, abbiamo l'advisor legale, abbiamo l'advisor per le valutazioni, abbiamo tutta una serie di cose che devono portare la banca in sicurezza. Non sono consulenze sul nulla, sono consulenze che però in arco piano porteranno a una riduzione di 3 milioni di euro. E infine una rinegoziazione dei contratti di sponsorizzazione con un risparmio di 1,5 milioni. Non siamo più ricchi e quindi ci dobbiamo limitare soprattutto nelle sponsorizzazioni ricche. Quindi noi faremo delle sponsorizzazioni per il territorio. Mi chiedete, ma taglierete la sponsorizzazione alla squadra di basket del paese? No. Taglierete la sponsorizzazione alla squadra di rugby della città? No. Alla Juventus? Sì, assolutamente sì. Assolutamente sì. Il presidente non è d'accordo per il Juventino, io sono fatalmente interista, però il problema è un altro, che la sponsorizzazione della Juventus ci dispiace non farla più, però è nelle cose, non ce la possiamo più permettere. Questa è la verità e bisogna dire sempre la verità, ma non solo quella, non quella della Juventus soltanto, ce ne sono tante. Anche perché la Juve vuole una sponsorizzazione molto più alta. Sì, noi quando abbiamo, mi hanno raccontato che quando abbiamo preso la sponsorizzazione della Juve, la Juve forse era in Serie B, per chi non l'avesse sentito era in Serie B, e come tale costava meno. Oggi che vince scudetti a gogo, evidentemente per avvicinarsi ad una squadra del genere è una dimensione europea. Peccato che non sia vigilata dalla BCE, perché sennò ne vedremo delle belle, ma su questo faremo i conti in altra sede. perfetto. Scusate, se tanto facciamo questi siparieti. In questo no, mi ci metto io, sono stato il presidente. In questo momento, Lo so che lei è stato il presidente. in questo momento forse saremo più trasparenti rispetto a tutto quanto. Sì, di sicuro. No, ma io rispetto chi vince, quindi per l'amore di Dio, dopo. Però alla domanda precisa, purtroppo la Juventus e tante altre sponsorizzazioni che potevano essere state fatte in momenti diversi per Veneto Banca, oggi preferisco dirvi che ci concentriamo sui territori, che significa che a Intra, a Fabriano, a Cupramontana, a Bari, a San Severo, a Montebelluna, a Venezia, a Padova, le valutiamo una per una. Tra l'altro il valutatore è il direttore commerciale, quindi il vice direttore generale, perché è lui che deve capire se da questo viene un vantaggio, oltre che per il territorio, anche per la banca, perché la banca, voi sapete che c'è una regola, tra l'altro, che prevede la possibilità di detassare le sponsorizzazioni se c'è evidentemente dall'altra parte un ritorno in termini di faccio la sponsorizzazione per la squadra di basket, se posso portare i librettini ai ragazzi sono contento. Cioè, evidentemente ognuno fa il suo mestiere, poi gliela do lo stesso, però insomma cerco di fare evidentemente anche la banca. Però al netto degli scherzi, e quindi ho avuto 2 minuti di come dire. Posso aggiungere una curiosità? Le auto blu grigie, quante erano? Saranno state un numero non lontano da 150. Quelle vere blu, perché poi ci sono auto di servizio che sono usate da tutti i colleghi per andare da una parte all'altra, che rimarranno, non sono blu, sono auto piuttosto piccole, quindi sono normalmente delle utilitarie. Quindi le auto blu erano tante. Una spesa progettuale in discesa di 15 milioni, spese per assemblea. L'ultima grande assemblea sarà quella del dicembre 2015 e poi evidentemente di grandi assemblee penso che come cooperativa non ne faremo più, e quindi anche queste sono spese che risparmiamo. Razionalizzazione dei costi consulenza, quelli che vi ho già detto. Razionalizzazione della rete operativa con chiusura delle filiali, dove stimiamo comunque un costo della chiusura filiale pari a 35.000 euro. Chiudere una filiale non è gratuito, quindi serve di portare via i materiali, di portare via i computer, quindi
non abbiamo nascosto che chiuderla costa anche dei soldi, pochi, però costa, con conseguente risparmio di costi. Personale, che è la cosa che mi interessa di più. Allora, qui avete uno specchietto che mostra che da hub and spoke c'è un risparmio di risorse di 248 full time equivalent, dalla rivisitazione dei portafogli dello small business, di cui vi ho accennato prima, di altri 130, asciughiamo la direzione generale di 109 risorse, in termini proprio quantitativi, e rafforziamo, quindi questo è azzurro perché è in aggiunta, un rafforzamento e una struttura e qualificazione, quindi una crescita di personale di 57 risorse umane. Questo significa che alla fine della fiera ci sono 430 esuberi sui quali mi voglio soffermare. Allora, noi possiamo gestire tali esuberi senza impatti sociali. A tempo debito aprirò i negoziati sindacali, perché voi sapete che queste cose non si fanno top down, ma si fanno aprendo dei tavoli seri con le organizzazioni sindacali che incontrerò dopo di voi. Se alle ore 14 vi dico con molta onestà che se mi seguiranno, quindi se seguiranno chi parla, con grande senso di responsabilità ed equilibrio che finora hanno completamente dimostrato, quindi non ho certo il loro, mi aspetto una conferma di quanto mi hanno detto, troveremo insieme gli strumenti che ci consentiranno di gestire il piano riducendo veramente al minimo gli impatti sociali. La sfida sarà lavorare assieme per accompagnare il maggior numero di persone alla pensione, ovviamente, con piani di prepensionamento, perché da qualche parte devono uscire, quindi coloro che si appalesano ad un periodo di riposo come la pensione, che poi tanto riposo non è, spero che possano accettare dei piani di prepensionamento e favorire così l'occupazione giovanile. E cercheremo di favorire al massimo le forme di lavoro flessibile, in primis il part-time. Quindi anche questo è un fattore importante. Questi sono nuovi esuberi, mi scusi? Questi sono gli esuberi del piano, non sono una somma, anche le filiali non sono 130 in più, sono 130 in tutto, non sono le vecchie 70 più altre 130. Il nuovo piano dice che le filiali da chiudere non sono più 70 ma sono 130 e che gli esuberi di questo piano, che non si aggiungono al precedente, sono 400 e, come vi ho detto, sono 430. In queste dinamiche mi preme osservare che, dato che l'esempio deve partire dall'alto, ci sarà un immediato contenimento del numero dei dirigenti, oltre all'utilizzo del part-time che vi ho già detto. Chiudo questa presentazione con gli investimenti a supporto del piano industriale, a supporto dello sviluppo 430. Poi magari mi fate le domande su questo, perché credo che questo sia un punto che ovviamente non può finire con 2 minuti di spiegazione. La crescita professionale è fondamentale ed è declarata all'interno di questo piano industriale. Azioni di recruiting sui giovani con potenziale, quindi vuol dire che noi studiamo i nostri giovani e definiamo quelli che hanno il potenziale. Normalmente i giovani presentano quasi tutti un potenziale, quindi la base di partenza è che tutti i giovani siano potenzialmente attraenti da questo punto di vista, per accelerare il processo di ringiovanimento del gruppo, rafforzare le politiche di formazione e di crescita professionale aziendale, soprattutto una formazione mirata volta alle attività di consulenza sui servizi per aumentare il numero di gestori affluent, ve l'ho già detto anche prima, supportare le attività di corporate finance, la banca comunque sarà attiva in questa attività di erogazione del credito, con investimenti aggiuntivi di un altro milione di euro in arco piano su tutte queste fonti, una formazione trasversale, oltre a quella d'obbligo, perché vi ricordo che
ci sono delle formazioni d'obbligo antiriciclaggio 231, no? Che sono fondamentali perché sono mandatori, quindi obbligatorie, e infine formazione specifica su tematiche relative alla direzione centrale di rischi, controlli, gestione del credito e finanza. Queste sono 3 voci sulle quali normalmente una piazza come Montebelluna è poco attrattiva, cioè queste figure professionali normalmente gravitano sulle grandi piazze finanziarie, quindi portarli qua è da una parte un po' più difficile e dall'altra parte per Veneto Banca un must, perché comunque interessa poco che siamo a Montebelluna piuttosto che da altre parti. Queste figure ci servono e sono necessarie. Infine, ultima pagina, gli investimenti come vedete sono addirittura 53 milioni di ordini. Con lo sviluppo della rete commerciale investiamo 16 milioni nei nuovi concept delle filiali, perché non è che le lasciamo così come sono. Abbiamo questo customer journey multicanale, cioè la spoke, la figlia, l'agenzia deve avere una quantità di tecnologia maggiore rispetto alla madre, perché diventa quasi un punto remoto, non dico un self-service finanziario, ma poco ci manca. E questo anche nel modello che io vidi addirittura 14 anni fa, quando ero direttore retail del Banco Popolare, la Caixa di Barcellona aveva già attuato questo modello, quindi abbiamo, come dire, accumulato un po' di ritardo, ma ci arriviamo anche noi. Sviluppo del progetto della valorizzazione immobiliare, sviluppo del risparmio gestito per la clientela affluent. Questo significa che adotteremo dei modelli di customizzazione dei portafogli che siano la frontiera efficiente. Ovviamente tutti questi modelli sono già MiFID 2 compliant, quindi sono fedeli alle nuove regole della Consob, della Borsa e di tutti i vigilatori che ci stanno giustamente guardando. E infine gli investimenti veri per la formazione, 4 milioni di euro. 8 milioni ancora per la piattaforma internet banking e mobile, la workstation per le piccole imprese 1,3 milioni, la consulenza finanziaria 3 milioni e 3, il modello di acquisizione 1 milione, il risparmio gestito per gli affluent quindi 150.000 euro, lo sviluppo della rete hub and spoke in altopiano e la profilazione del brokeraggio assicurativo fondamentale per il mondo corporate 1,7 milioni. Infine le cosiddette spese obbligatorie. Essere nel single supervisory mechanism, quindi essere vigilati dalla BCE, costa anche in termini di dotazione tecnologica. Ne abbiamo bisogno di altri 12 milioni e mezzo sull'organizzazione, sui processi aziendali, 1 milione sulla data governance, 1 milione e mezzo sugli altri investimenti e 350.000 euro sul sistema che è risk adjusted price, cioè il prezzo che sia correttamente aggiustato per il rischio che ha sottostante. Io avrei completato, vi ringrazio dell'attenzione perché non è stata breve, me ne rendo conto, e ovviamente il professor Favotto e io siamo disponibili ed aperti per una serie di domande e osservazioni che vorrete farci. Grazie a tutti.